non si insera rimunzurato, la formica li fu sistemata, è la storia di mo cresciuta che tutti quanti li può cantare. È la storia di mo cresciuta che tutti quanti li può cantare. Disculpame presidente, grita la voz de tu gente, tu pueblo mira adelante, no puede vivir para tu ilusión. Disculpame presidente, habla delante de tu gente, la voz que nunca miente, no tiene tiempo para llorar. Por la calle yo vengo y voy, donde quiera esta misma historia, hay un hombre que te falta nada, y a mucha hambre que quiere matar, para mí te tiene. Me ha enseñado cómo ir al mundo. Hay un hombre que me da el oro y hay hombre que toca el fondo. Oigo hablar cada día, el mundo se puede cambiar. Oigo hablar cada día, que como todo estaba todo fiesta. Oigo hablar cada día, pronto todo cambiará, pero veo otra vez cada día, que como todo estaba todo fiesta. Disculpa
d'estate, oggi inizia ufficialmente l'estate. Ed è la notte dove praticamente partono i sogni che possono partire lontano, per mettere lontani nuovi luoghi da scoprire, oppure ci sono sogni che si richiudono in luoghi vicini, così vicini da poterli toccare quasi con mano. Luoghi dai colori così accesi e vivi che ti ricordano i profumi e i sapori di casa. Sì, nel mio sogno parlo proprio del Salento, di casa mia. Un luogo dimenticato da Dio fino a qualche anno fa ed ora invece conosciuto da tutti e in tutto il mondo. Conosciuto per il suo splendore, dato dal mare che lo circonda, dal profumo del vento che sa d'Africa, dalle sue storie infinite, dalla sua musica. Una terra che oltre ad avere i suoi pregi purtroppo ha anche i suoi difetti. E purtroppo dovuti a una politica spregiudicata che in questi anni ha divorato e sta divorando questa terra. Purtroppo con mostri che abbiamo, con la storia infinita dell'Ilva, lo scempio dell'Eni, la ciminiera sputa veleno di Cerano. Per ultimo questa tappa che nessuno vuole e non si capisce perché si debba fare. Come se non bastasse, abbiamo, secondo me, il problema più forte che abbiamo in questo momento è il tumore della storia della Xylella, questa malattia che è arrivata da un giorno all'altro come per magia, dopo che alberi esistono e hanno resistito a guerre da millenni, a qualsiasi tipo di pestilenza umana. Magicamente c'è questa devastazione dove sta uccidendo la nostra foresta millenaria, e soprattutto perché secondo me il problema principale è questo: vogliono toglierci quello che è il nostro oro, che è l'oro giallo, chiaro. Purtroppo il mio sogno si è tramutato in un incubo, dove oltre alla distruzione di una terra vedo anche l'orrore negli occhi della gente, dettato da un terrorismo nascosto dietro la faccia di una religione, ma che in realtà è solamente una guerra petrolifera. Però, come nella maggior parte dei casi, spesso i sogni hanno un lieto fine. Lieto fine non mi serve più da leggere perché tanto lo so a memoria. Ed è quello di vedere migliaia di persone che sono unite tutti insieme dalla voglia di stare insieme e che riescono a combattere la paura e che sono qui a difendere le proprie origini e il loro valore. Uniti si può andare avanti. Grazie a tutti, è stato un onore e un sogno poter essere assieme a questa magnifica orchestra. Buona estate! Detto questo, li va, Englice, tu si va di gloria, nel mondo pensiero da sesena, se tu pisi fenestra sognatimo,
siamo